Giornata finale del contest Liguria Crea Impresa, ambiente, turismo, tecnologia, i 3 settori nei quali il Tigullio deve puntare per dare slancio ad uno sviluppo economico e generare lavoro. Borse di studio per gli studenti e un più stretto rapporto con YLab, le proposte del presidente della Virtus Entella Antonio Gozzi per sostenere il liceo sportivo Gianelli di Chiavari. I giovani della diocesi riflettono sul verbo accogliere. Domani a Sestri Levante la giornata dedicata ai ragazzi chiamati a confrontarsi con i passanti e a dialogare con alcuni testimoni. L'eutanasia è richiesta da sani, non da malati. L'analisi approfondita a Santa Margherita Ligure nel corso di un convegno organizzato dal Forum Famiglie. I sofferenti chiedono cure ed accompagnamento. Una passerella di atleti premiati dal Panathlon Club Chiavari Tigullio, il premio Stefano Sanguinetti per la comunicazione dello sport a Telepace, Aldebaran e Nicolò Pagliettini. Buongiorno a tutti, ben arrivati a Tigullio oggi. Apriamo parlando di lavoro e andiamo a Chiavari, dove è in corso la giornata conclusiva del contest per nuove idee imprenditoriali Liguria Crea Impresa. Del pomeriggio si sapranno i nomi dei 3 progetti vincitori. Intanto nella sede dell'incubatore YLab è stata una mattinata di confronto sui temi legati allo sviluppo economico del territorio. Sentiamo. La Liguria è ricca di opportunità, lo abbiamo visto, a volte uno non ci pensa, ma basta vedere come sono diventate famose le Cinque Terre, i suoi borghi, e c'è tutta una opportunità da scoprire, basato proprio sul turismo e sull'alimentare, oltre una parte ovviamente anche di tecnologia focalizzata sul bacino di Genova. Rispetto dell'ambiente, turismo e tipicità del territorio, tecnologia. Sono questi i 3 settori nei quali il Tigullio e tutta la Liguria devono puntare per dare slancio ad uno sviluppo economico che si traduca in lavoro. Hanno provato a farlo i giovani che in questi mesi hanno cercato di trasformare un'intuizione in un'idea imprenditoriale vera e propria attraverso il sostegno del contest Liguria Crea Impresa. 3 quelli che oggi saranno scelti tra i progetti più validi e con maggiori possibilità di sviluppo sui 9 che hanno partecipato alla giornata conclusiva, a cui ha portato i saluti delle istituzioni il presidente della Regione Liguria Giovanni Toti. A dare ai partecipanti spunti e suggerimenti gli imprenditori liguri che li hanno incontrati faccia a faccia e che hanno cercato di indicare quali strade da seguire per lo sviluppo della loro idea imprenditoriale. Su questo dobbiamo puntare, a partire ovviamente dalle eccellenze che è l'Istituto della Tecnologia, al CNR, alla stessa università, e questo deve essere un ecosistema che insieme agli incubatori, questo vabbè è il caso principe, lo conosciamo, ma ce n'è anche altri, su questo si deve sviluppare veramente tutto un settore dell'innovazione che non può che portare dei grossi numeri. Noi come azienda in altri territori come dire, aiutiamo la creazione di start-up legate più al mondo dell'energia, delle tecnologie e dell'energia. C'è anche un movimento più spinto rispetto al passato da parte di fondi di business angels, li chiamano, che sono di prima, come dire, il primo sviluppo delle imprese, e quindi di mezzi finanziari e di screening anche dei progetti di impresa più validi che si sta muovendo nel nostro paese. In passato siamo stati indietro rispetto al resto del mondo, qualcosa si muove in quella direzione, quindi io mi auguro che fra qualche anno ne vedremo i risultati. È proprio collegato all'incubatore di imprese YLab, ma anche all'istituzione di borse di studio per gli studenti, sono alcune delle proposte che arrivano dal presidente della Virtus Entella Antonio Gozzi per rilanciare il liceo sportivo Gianelli. Antonio Gozzi, raccogliendo l'appello lanciato dal vescovo, ha espresso l'intenzione di sostenere il liceo sportivo. A curare l'offerta formativa sarà l'Opera Diocesana Madonna dei Bambini del Villaggio del Ragazzo, ma il sostegno da parte del mondo imprenditoriale cittadino non mancherà. Penso anche che ci sia la possibilità, con l'organizzazione di una didattica efficace nei contenuti e nell'organizzazione e come dire, finalizzata a sfruttare lo sport come strumento anche di lavoro e di vita dopo le attività sportive, mi sembra una bellissima idea, e quindi ho dato al Vescovo di Chiavari tutto il mio sostegno e stiamo studiando come Entella le modalità con le quali
concretizzeremo praticamente il nostro sostegno. Bisogna che non sia soltanto l'Entella a essere coinvolta in questa avventura, credo che ci siano altre società sportive che possono dare la mano e altri imprenditori che si possono in qualche modo impegnare per dare continuità a questa iniziativa. Anche potrebbe rafforzarsi il collegamento tra i ragazzi che sono ospiti dell'Acquarone, che comunque vivono qui lontano dalle loro famiglie, con questa istituzione scolastica. Sì, ma infatti noi abbiamo 18-20 pensionati all'Acquarone ogni anno che seguiamo con un tutoraggio scolastico molto, molto stretto, molto forte, di cui si occupa Sabina, mia moglie, con tutti i suoi collaboratori. C'è questo collegamento quindi con i nostri giovani e con quelli che di loro affronteranno il liceo, perché è comunque un liceo scientifico, quindi una scuola seria, impegnativa, ma poi io vedo una possibilità di collegamento anche con YLab, perché questo tema della digitalizzazione applicata allo sport, che è il tema di YLab, potrebbe in qualche modo coinvolgere anche il liceo. Oggi mancano professionalità in questo campo della digitalizzazione, dell'era, diciamo, proprio degli sviluppatori digitali. Un primo passo di formazione potrebbe proprio venire da questo liceo. E ora andiamo a Portofino. La scorsa settimana la riapertura della provinciale 227, e questa settimana parliamo dell'arrivo della prima nave da crociera che di fatto apre la stagione turistica. La nave Seven Seas Voyager ha aperto la stagione delle crociere a Portofino, partita dal Principato di Monaco e diretta a Bastia, è arrivata in rada e ha sbarcato 683 croceristi provenienti da tutto il mondo. La Marina di Portofino è felice di inaugurare la stagione delle navi in rada con la strada provinciale 227 nuovamente aperta, ha commentato il direttore generale della Portofino Servizi Turistici Giancarlo Linari. Alcune settimane fa era arrivata anche a Retusa 50 passeggeri, ma si trattava di un trasferimento di approdo dal porto danneggiato di Santa Margherita Ligure. La Seven Seas Voyager segna invece ufficialmente l'avvio della stagione. Ad aprile sono previsti 3 scali, a maggio il numero salirà sino a quota 24. Ora la pagina diocesana, con il rito della benedizione delle palme dei ramoscelli di ulivo. Si apre domani la settimana santa, tempo forte di preghiera e di riconciliazione in attesa della Pasqua. Il vescovo Alberto Tanasini presiederà nella cattedrale di Chiavari tutti i riti che caratterizzeranno queste giornate in cui si fa memoria degli ultimi avvenimenti della vita terrena di Gesù. Domenica l'ingresso festoso a Gerusalemme, dalle 9:45 sul prono della Basilica di Nostra Signora dell'Orto sarà impartita la benedizione delle palme prima dell'ingresso in cattedrale per la celebrazione dell'Eucaristia. Mercoledì alle 17 il vescovo presiederà la Santa Messa crismale insieme ai sacerdoti del presbiterio diocesano. Giovedì Santo alle 18 la Santa Messa in Cena Domini, in cui verrà ripetuto il gesto della lavanda dei piedi. Al termine il Santissimo Sacramento sarà collocato all'altare della Reposizione e seguirà un momento di adorazione. Venerdì Santo, giornata di astinenza e digiuno, alle 18 in cattedrale si svolgerà la celebrazione in Passione Domini. In serata alle 21 la Via Crucis cittadina dalle Chiesa delle Saline sino alla Basilica di Nostra Signora dell'Orto. Sabato Santo alle 21 la solenne veglia pasquale presieduta dal vescovo Alberto Tanasini, che nella domenica di Pasqua celebrerà la Santa Messa pontificale alle 10 e i Vespri alle 17:30. Telepace trasmetterà in diretta tutte le celebrazioni della Settimana Santa dalla Cattedrale di Chiavari. E nella Domenica delle Palme tradizionalmente si celebra anche la giornata diocesana dei giovani. Quest'anno si svolgerà in Piazza Bo a Sestri Levante alle 17:30 in caso di maltempo all'interno della Basilica di Santa Maria di Nazareth. Che cosa significa oggi accogliere nella vita di un ragazzo e di una ragazza? Questo è l'interrogativo che si porranno i giovani. Come ogni anno nella Domenica delle Palme in tutto il mondo e anche nella nostra diocesi si celebra la giornata dei giovani. Qual è il programma scelto per quest'anno? Innanzitutto ci vedremo in Piazza Bo a Sestri Levante, domenica a partire dalle 17:30. Un momento di accoglienza dei ragazzi che arriveranno e poi ci si inizierà a confrontare sul verbo accogliere. Perché questo verbo? Perché si prende come spunto
Maria che accoglie la chiamata del Signore nella sua vita. Cosa significa il verbo accogliere nella vita dei ragazzi e nella vita delle persone? I ragazzi lo andranno a chiedere in giro per la città di Sestri e si confronteranno con chi incontreranno. Ritorneranno in Piazza Bo, ci sarà un dialogo su questo tema, anche con l'ascolto della parola del Vangelo e l'intervento del nostro Vescovo. Dopo ascolteremo alcune testimonianze di accoglienza, per cui una casa famiglie, un genitore che ha accolto la vita dei figli e anche il confronto quotidiano, che cosa significa accogliere i figli che crescono, e poi anche un immigrato che è stato accolto nel nostro paese. Perché la scelta di essere in piazza? La scelta di essere in piazza è anche, come ci invita Papa Francesco, a non avere timore di mostrare quello che di bello viviamo, crediamo, per cui è anche un po' il desiderio di poter intercettare anche persone che sono lontane dai nostri percorsi. Tutto questo si situa nel solco della recente esortazione apostolica di Papa Francesco post-sinodale, che fa seguito appunto alla riunione dei vescovi sui giovani. Anche la nostra diocesi è in un cammino di sequela da questo punto di vista. Sì, direi di sì, per il fatto di cercare anche di parlare ai giovani di oggi attraverso anche l'opportunità di sentire veramente quello che vivono, quello che vedono di più importante nella loro vita, e di consegnargli quello che è prezioso per noi. In preparazione alla Domenica delle Palme, in molte comunità parrocchiali gruppi di volontari si radunano sul piazzale delle chiese per confezionare i ramoscelli di palma che domani saranno benedetti. La finalità delle offerte raccolte è benefica. Nella parrocchia di San Giacomo di Rupinaro a Chiavari la raccolta contribuirà alle opere parrocchiali. Nella comunità di San Giovanni Battista, sempre a Chiavari, le offerte raccolte saranno devolute all'attività della Caritas parrocchiale. Ricordiamo inoltre che nella comunità di San Giuseppe ai Piani di oggi e domani sul piazzale della chiesa si terrà il mercatino degli oggetti usati per contribuire alle attività portate avanti dalle parrocchie. E collegato ai riti della Settimana Santa troviamo un gesto compiuto ieri a sorpresa da Papa Francesco, una notizia che viene ripresa oggi dal sito di Radio Vaticana con un editoriale di Andrea Tornielli. A conclusione del ritiro spirituale di 2 giorni per la pace in Sud Sudan, il pontefice che il pontefice ha ospitato nella sua casa, il Papa si è chinato a sorpresa e ha baciato i piedi dei partecipanti a questo ritiro. È avvenuto esattamente una settimana prima che lo stesso gesto si ripeta nelle chiese di tutto il mondo per fare memoria dell'ultima cena, quando Gesù, ormai alla vigilia della sua passione, lavando i piedi agli apostoli, ha indicato loro la via del servizio. A casa Santa Marta, dopo aver chiesto come fratello ai leader del Sud Sudan di rimanere nella pace, Francesco con visibile sofferenza si è voluto inchinare per baciare loro i piedi. Si è dunque prostrato di fronte al Presidente della Repubblica del Sud Sudan e ai vicepresidenti. Un'immagine forte che non si comprende se non nel clima di reciproco perdono che ha caratterizzato i 2 giorni di ritiro. Non un summit politico-diplomatico, ma un'esperienza di preghiera e di riflessione comune tra leader che, pur avendo siglato un accordo di pace, faticano a far sì che questo venga rispettato. Il tema del fine vita, delicato e sempre attuale, è stato al centro di un convegno organizzato a Santa Margherita Ligure dal Forum delle Associazioni Familiari. Attraverso alcune testimonianze si è cercato di fare chiarezza sulla confusione spesso indotta da notizie che solo parzialmente danno uno specchio della realtà. Abbiamo intervistato le 2 relatrici. Di fronte alle grandi tematiche del fine vita, quali sono i termini che bisogna mettere in chiaro di fronte anche a tante notizie che creano confusione? La legge ha identificato e ha stabilito che la nutrizione e l'idratazione del paziente siano sempre considerate terapie mediche e quindi a disposizione della volontà del paziente stesso e che il medico sia tenuto a rispettare le scelte del paziente. Questo è particolarmente critico nel caso
di pazienti che non sono in grado di manifestare il loro consenso e che però lo hanno già espresso, anche perché noi sappiamo che invece queste nutrizioni e idratazioni in certi casi sono terapia, ma in certi casi sono un supporto vitale e è un problema di valutazione del medico, un problema di valutazione anche clinica riguardo alla scelta dell'una o dell'altra posizione, quindi il fatto che la legge le vincoli così pone molte difficoltà. Dinanzi all'eutanasia, con quale sguardo ci si deve porre? Innanzitutto bisogna mettersi nelle vesti delle persone a chi l'eutanasia potrebbe servire, che sono i malati, i disabili, che possono a un certo punto dire basta, non ho più voglia. Ma quando si guarda le percentuali di malati e di disabili che sono per l'eutanasia, ci si accorge che non è una richiesta loro, anzi, loro quello che chiedono è un'assistenza che sia adeguata per poter continuare la loro vita malgrado tutto quello che è la difficoltà di vivere tutti i giorni da malato o da disabile. Allora sono i sani che vogliono l'eutanasia e lo vogliono, io penso che sia un po' per paura. Da sano si pensa alla vita in un certo modo, da malato diventa tutto completamente diverso. Il convegno, registrato a Villa Durazzo di Santa Margherita Ligure, sarà riproposto questa sera su Telepace 1 intorno alle 21:40. In occasione della Santa Pasqua 2019, Poste Italiane ha promosso e realizzato un servizio filatelico dedicato. L'annullo speciale, corredato di apposito datario, potrà essere richiesto allo spazio Filateria Genova in via Dante 4A e sarà disponibile da lunedì prossimo sino a sabato 27 aprile, secondo i seguenti orari: dal lunedì al venerdì dalle 8:20 alle 13:35, il sabato sino alle 12:35. Stiamo vedendo l'annullo filatelico. Con il bollo figurato sarà timbrata tutta la corrispondenza in partenza presentata direttamente allo sportello. Il Consorzio Rurale Scaruglia si è riunito per la festa annuale nell'antica società di San Lorenzo a Calvari di San Colombano Certenoli. Nell'occasione è stata consegnata una targa a Rinaldo Allucci, attuale consigliere tesoriere del Consorzio, che festeggiava il suo 90° compleanno. Nominato presidente onorario del Consorzio, ricevendo un augurio speciale dal vescovo di Pavia, Monsignor Corrado Sanguinetti, già parroco delle comunità di San Colombano di Vignale. Ora sfiliamo le pagine dei quotidiani, poi ci ritroviamo con tutte le altre notizie, gli aggiornamenti e lo sport. Prima pagina di Avvenire, Libia, Parigi spinge e l'Italia si muove, Conte crea un gabinetto di crisi, Lega dice Francia ambigua, Movimento 5 Stelle irritato con Salvini, vertice a Palazzo Chigi senza i vice premier, Haftar bombarda Zuara, 9.000 in fuga. In foto quei bimbi mandati a morire sul ring in Thailandia, il business delle scommesse con i piccoli. Rincari IVA, Tria ci pensa, non siamo un rischio. All'incontro del Fondo Monetario Internazionale il Ministro del Tesoro prova a rassicurare i partner. E poi il venerdì del Papa dai malati di Alzheimer al villaggio Emanuele, la visita del pontefice. Venerdì della Misericordia al Papa dei malati di Alzheimer, la visita al villaggio Emanuele, periferia nord di Roma, come segno di attenzione alle condizioni di esclusione e solitudine procurati dalla malattia. La gioia di residenti e di operatori, a tutti un pensiero autografo e una natività in tela. Passiamo alla prima pagina del Secolo XIX, Libia, Conte prende la regia, in caso di guerra a Tripoli i porti potrebbero riaprire. E poi alluvione 2011, Vincenzi è colpevole ma pena ridotta, la Cassazione le 6 vittime cade un capo d'accusa, l'ex sindaca di Genova potrà evitare il carcere, restituita in parte la mia dignità. E poi a Rapallo, malore fatale per un sub impegnato nella bonifica, subacqueo esperto, Biagio Carannante 72 anni era al lavoro da settimane a Rapallo per far fronte alle conseguenze della mareggiata di fine ottobre. Lo sport, domani Sampdoria Genoa, da Vialli a Milito tutti i bomber che hanno fatto la storia dei derby, e in Serie C oggi a Busto Arsizio Entella con la Pro Patria, la prova più insidiosa. Passiamo alla pagina del Levante, malore o guasto le due ipotesi per lo schianto in autostrada, troppo repentina la perdita di controllo del mezzo pesante per accertare le cause, disposta l'autopsia
via delle Due Salme, Lorenzo Borgonovo 49 anni e Tarzio Muniz de Andrade 24 anni, vittime dello schianto in A12. Gli amici si stringono attorno al dolore delle famiglie. A Rapallo, San Francesco, primo lotto verso il traguardo, realizzata la gettata in cemento, la copertura, rifatto il rosso sul lungomare e Vittorio Veneto, rimossa un'altra barca. E a Casazza Ligure, alla IML, un anno dalla frana, ora ci serve una mano. Tiziano Roncone, consulente dell'azienda: la produzione è ripartita da tempo ma la fabbrica ha bisogno di un nuovo slancio. Lavoratori scesi da 70 a 63. Vediamo il capannone un anno fa distrutto dalla frana che si è staccata alle 7 del mattino dal versante della fabbrica che si trova a Bargonasco di Casazza Ligure. Illesi i dipendenti, distrutta la parte del capannone che ospitava la stamperia. Una comunicazione di servizio: nei giorni 15, 17, 19 e 24 aprile saranno chiusi al pubblico in via straordinaria gli uffici del settore sesto delle politiche per la persona del comune di Chiavari. Per la giornata di lunedì è tuttavia garantita la presenza degli operatori allo sportello di prossimità nel Tribunale di Chiavari in corso De Michiel 7. Andiamo ora in redazione per vedere se ci sono ulteriori aggiornamenti. Per noi oggi Andrea Capitani. Grazie Cristina, buongiorno a tutti. Andiamo in Val Fontana Buona perché sono 48 i volontari del Radio Club Levante che da questa mattina sono operativi a Moconesi per la prima esercitazione di protezione civile che sia mai stata effettuata in Val Fontana Buona. Sono stati mobilitati gli staccamenti di Santa Margherita Ligure, Chiavari, Lavagna, Ne e Moconesi del Radio Club per organizzare l'esercitazione che è stata chiamata Valle Sicura 2019. Nello specifico è stata simulata un'allerta meteo idrogeologica rossa con conseguente attivazione del centro operativo comunale. Tra le varie operazioni c'è stato il montaggio di una tenda allestita per ospitare 8 sfollati, l'attivazione di una postazione radio campale installata in loco e la simulazione dello svuotamento di uno scantinato utilizzando un'idrovora. Alcuni volontari poi hanno operato con i droni. Sul Monte Caucaso invece è stato simulato il soccorso di un ragazzo disperso durante un'escursione. Ovviamente si è trattato di una simulazione. Era presente al campo base il sindaco di Moconesi Gabriele Trossarello. Al termine dell'esercitazione, previsto intorno alle 16, ci sarà spazio per le riflessioni su quanto si è avuto modo di testare e soprattutto la catena di comando che deve essere garantita in situazioni di questo tipo, e poi al termine la consegna degli attestati di partecipazione. Dalla redazione è tutto, linea nello studio. Bene, grazie. Ricordiamo ora alcuni appuntamenti sportivi. Oggi pomeriggio alle 16:30 la Virtus Entella scenderà in campo con il Pro Patria fuori casa. L'incontro appunto vale come 35esima giornata del campionato di Lega Pro. Per quanto riguarda invece la pallanuoto, ricordiamo l'appuntamento oggi pomeriggio alle 15:30 al Parco Tigullio Lavagna per il campionato di Serie A2 maschile. Si disputerà la partita Lavagna 90 Civitavecchia. E di sport si è parlato ieri a Chiavari nel corso della cerimonia di consegna dei premi Panathlon agli sportivi che si sono contraddistinti nell'attività agonistica nell'annata 2018. Come sempre il sodalizio chiavarese è attento all'etica e ai gesti di fair play. Una vera e propria passerella di atleti che rappresenta una vetrina sportiva multidisciplinare per il Tigullio. La cerimonia annuale di consegna dei premi Panathlon ospitata alla Società Economica Chiavarese ha dato visibilità a molte categorie di sportivi che si impegnano e portano i colori locali alla ribalta nazionale ed internazionale. È stato un momento di incontro tra atleti, tra società, e abbiamo messo in risalto quant'è il valore del Tigullio nell'ambito dell'atletica nazionale, con tutti i premi che abbiamo dato, riconoscimenti per persone che hanno vinto in territorio nazionale e all'estero. Per il sodalizio chiavarese l'occasione per esaltare, oltre al gesto atletico, anche lo spirito del fair play, un cardine per tutti i club che compongono il distretto Italia. I club sono 160, non sono 160 presidenti così, ma qualche decina di presidenti così ci sono, il che vuol dire che abbiamo un Panathlon veramente forte. È un premio per lo sport, è un premio per migliorare la qualità della vita.
Oltre allo sport giocato, un riconoscimento speciale è andato anche a chi promuove l'etica sportiva attraverso la comunicazione. Teleradio Pace, Radio Aldebaran e il giovane Nicolò Pagliettini. A queste realtà il premio intitolato alla memoria di un grande sportivo, Stefano Sanguineti. Sportivo da giovane, sportivo da coniugato e sportivo da pensionato, in tutte le sue fasi. Lo sport l'ha vissuto dalla pratica al sentimento, mi puntava tanto sull'educazione delle famiglie, dei ragazzi attraverso lo sport. Lo sport per tutti, lo sport come palestra di vita, lo diciamo sempre, come bagno d'umiltà, non solo come fenomeni e come grinta, come antidoto alla frustrazione e come palestra di vita in tutti i sensi, almeno lui diceva sempre così e ce l'ha trasmesso, speriamo anche noi di portarlo avanti. Fanno tanto anche gli adulti, siamo noi che dobbiamo dare l'esempio a questi ragazzi. E con lo sport si conclude questa edizione del nostro telegiornale. L'informazione torna questa sera alle 19:15, 20:30, 22:45, ma prosegue sul canale 187 di Telepace News. Grazie a tutti dell'attenzione, buon proseguimento di giornata e buona domenica.